Torej, dober dan vsem, lep pozdrav, dobrodošli na tem popoldanskem delu današnjega prvega dne Slofesta. Mi pare che qualcuno non sa sloveno, se mi dite come siamo a livello linguistico. Chi non sa sloveno? Due? Ok, no. Come? Voi gruppetto? No. Due persone, ok. Adesso vediamo come gestire il tutto. Comunque benvenuti anche a voi a questa presentazione degli Sloveni d'Italia, a questa parte, diciamo, pomeridiana del primo giorno dello Slofest. Io propongo di fare così, visto che siamo un po' che sappiamo sloveno e appunto un paio di persone che magari non lo capiscono, useremo un po' tutte e due le lingue, va bene? Io anche utilizzo durante questa presentazione un PowerPoint, magari ecco, adesso chiederò per il PowerPoint, invece di usarlo in sloveno, magari lo metteremo anche in italiano, così riuscite a seguire. E poi andremo a vedere anche 4 brevi video che sono disponibili sia in lingua slovena che in lingua italiana, e magari quelli li vediamo in lingua italiana, così come dire, veniamo incontro insomma, agli ospiti che non sanno lo sloveno, anche perché insomma, lo Slofest alla fin fine è anche rivolto a chi appunto non conosce lo sloveno e non conosce la comunità slovena insomma, nella nostra regione. Giusto a titolo informativo, voi state facendo il servizio civile? No? Sì, ok, giusto per capirci. Dobro, Gabriel, te lahko prosim, da damo PowerPoint v italijanščini, ker zdaj smo razumeli, v katerem jeziku bomo imeli vse skupaj. Evo, torej, zdaj bomo naštimali še PowerPoint. Torej, namen tega današnjega srečanja, ki bo trajalo približno 45 minut, je, da nekoliko pobliže spoznamo, kaj smo, ne? Torej, kaj pomeni danes biti Slovenec v Italiji, zakaj sploh imamo narodne manjšine, ne samo recimo tu v Trstu, ampak nekje na tem širšem območju Zgornjega Jadrana oziroma na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo. In bomo tudi pogledali seveda, kako nekje smo organizirani danes, ne? Torej, kaj vse imamo na razpolago v slovenskem jeziku. Dunque, oggi andremo a vedere, diciamo in questi 45 minuti di presentazione, cercheremo appunto di conoscere che cos'è la comunità slovena oggi, come è organizzata, quali sono le sue caratteristiche e soprattutto che cosa vuol dire essere una comunità, diciamo, di minoranza, una minoranza linguistica nazionale, oggi, diciamo qui a Trieste, ma anche diciamo nello spazio più ampio del territorio trasfrontaliero tra Italia e Slovenia, ovvero anche nello spazio europeo. Tako da bi začeli kar najprej s tem, da malček razumemo, ne, katere so pravzaprav narodne skupnosti, ki jih najdemo recimo na območju Zgornjega Jadrana oziroma na eni strani v deželi Furlaniji, Julijski krajini in pa recimo v bližnji Sloveniji. Dunque, prima di tutto magari andiamo a vedere, no, quali sono le comunità nazionali che abbiamo oggi, che sono presenti, diciamo, sia qui nella regione Friuli Venezia Giulia come anche nella vicina Slovenia. Torej, najprej imamo torej, v naši deželi 3 priznane skupnosti, torej Slovence, naše sosede Furlane in pa še nemško govoreče skupnosti na meji z Avstrijo. Dunque abbiamo qui nella nostra regione Friuli Venezia Giulia 3 comunità linguistiche riconosciute, che siamo appunto gli sloveni, i nostri vicini di lingua friulana e poi, se ci avviciniamo al confine con l'Austria, le comunità di lingua tedesca. Potem, kaj imamo pa na drugi strani meje? Na drugi strani meje imamo prav tako narodne skupnosti, in sicer, če gremo v Slovenijo recimo na obalni del in še dlje na Hrvaško, bomo pazili dvojezične napise, ne, v italijanščini in slovenščini, ker tam pač živi pa italijanska narodna skupnost. Una situazione simile la ritroviamo anche nella vicina Slovenia,
se siete appunto stati nella zona costiera della Slovenia, poi continuando anche in Croazia, avrete notato per esempio le insegne bilingui in lingua slovena e italiana, questo perché anche lì appunto vive una comunità di minoranza, appunto quella italiana. Ja, torej, recimo Slovenci v Italiji in Italijani v Sloveniji na Hrvaškem smo tako zvane recimo neke tradicionalne, klasične narodne manjšine, ne, ki smo to postali, ker v določenem zgodovinskem trenutku so pač na našem območju postavili mejo. Ne. Bomo videli potem podrobneje, kako se je to zgodilo. Ecco, diciamo gli sloveni in Italia e in maniera diciamo speculare anche gli italiani che vivono in Slovenia e Croazia, ecco, sono le cosiddette minoranze di confine, cioè sono delle comunità che sono diventate minoranze proprio perché a un certo punto della storia è stato posto un confine, quindi appunto nella zona dove viviamo noi. E appunto più avanti vedremo come è stato posto questo confine e come anche si spostava insomma questo confine nelle varie epoche storiche. No, medtem ko recimo naši sosedje Furlani, no, oni pa so recimo manjšina, ki govori nek jezik, ki je značilen samo za naše območje, ne furlanščino. Torej furlanščino govorimo samo tu, v deželi Furlaniji Julijski krajini. To ni recimo, imenujemo ga tudi regionalni jezik, ne? Ker je jezik, ki pač ga ne govorijo v drugih državah. E poi abbiamo appunto l'esempio anche della comunità friulana, che invece è una comunità diciamo tipicamente linguistica per definizione, perché appunto la lingua, il friulano, è una lingua regionale, cioè una lingua che viene parlata solo qui nella nostra regione, ma che non ritroviamo appunto in altri stati. No, potem kaj imamo še seveda na našem območju? Imamo potem različne jezikovne, kulturne, narodne skupnosti, ki so tudi posledica recimo sodobnih migracij, ne? Ne vem, danes imamo recimo Romune, imamo Kitajce v našem mestu, albansko skupnost in imamo tudi druge skupnosti, ki pa že živijo tukaj nekaj stoletij, kot so recimo Srbska pravoslavna skupnost, ne, ki ima tukaj zraven recimo cerkev, ali pa hrvaška skupnost, grško pravoslavna, judovska in tako naprej. Ecco, poi ovviamente accanto alle minoranze abbiamo anche altre comunità di varie lingue, di varie culture, di varia provenienza che sono invece diciamo una conseguenza anche di migrazioni recenti, come possono essere non so, la comunità romena, oppure albanese, oppure anche cinese, che sono presenti qui nella nostra città. Oppure anche comunità cosiddette storiche che sono qui presenti già da alcuni appunto centinaia di anni, come per esempio la comunità serbo-ortodossa che ha qui vicino proprio la sua chiesa di rappresentanza, la comunità croata, la comunità greco-ortodossa oppure la comunità ebrea, solo per citarne appunto alcuni. Seveda, poleg tega bomo tudi zdaj videli v bodoče, ne, kako se bo, recimo, če se bo spreminjala tudi nekje jezikovna in narodnostna podoba našega območja, glede na to, da smo mi tudi območje, kjer se prečka, ne, ta tako zvana balkanska pot, torej po kateri prihajajo danes novi migranti, nove skupnosti, azilanti in tako naprej, ne. Dunque poi appunto vedremo anche come si evolverà la nostra comunità da un punto di vista di presenza di persone, di comunità di varia provenienza, anche perché come sapete siamo sulla cosiddetta rotta balcanica, no? Cioè siamo diciamo un porto, tra virgolette, attraverso il quale entrano persone oggi di varia provenienza, anche appunto che richiedono poi l'asilo politico, dunque è una questione molto attuale e molto aperta. Torej, to za uvod. Torej, zdaj, če na kratko pogledamo pravzaprav Slovenci v Trstu, ne, seveda tukaj nekje korenine segajo recimo nazaj, ne, v čas.
In tukaj recimo na sliki vidimo Primoža Trubarja, to verjetno poznate, ne? To zgodbo, da je pač živel tudi v Trstu, torej gospod, ki si je nekje zamislil, ne, slovenski jezik, kot ga poznamo danes recimo, oziroma eden izmed teh, ki si ga je zamislil, je živel tudi tukaj v Trstu, recimo na polovici 16. stoletja. Ecco, la presenza slovena a Trieste è stata sempre significativa, no? Anche, diciamo, anche alcune, diciamo, nei periodi, ovvero nei secoli precedenti al nostro, no? Questo signore, per esempio, sulla foto si chiama Primož Trubar, e appunto è un importante personaggio storico per la cultura slovena che ha vissuto anche a Trieste alla metà del Cinquecento ed è colui che in qualche modo ha diciamo, impostato la lingua slovena, ovvero l'ha creata anche a livello grammatico e ne ha dato, diciamo, le basi. Nekje pa recimo, če govorimo, kdaj nekje so se začeli stikati te recimo kulture, ne vem, latinskega izvora, rimskega izvora, oziroma s kulturami slovanskega izvora, no, tle nekje dajemo ta datum 6. stoletja, ne, torej nekje obdobje, ko so se pač, spet bilo obdobje, ker so bile značilne migracije in so se tukaj začeli stikati, ne, torej se začeli stikati te civilizacije. Ecco, poi se invece vogliamo dare una data anche appunto significativa, simbolica, in qualche modo dell'inizio, cioè quando hanno iniziato a incontrarsi e forse anche scontrarsi le diverse civiltà, dunque di origine diciamo antica romana oppure latina, diciamo di provenienza slava e germanica, ecco qui di solito citiamo il VI secolo d.C., cioè in quel periodo è stato anche un periodo di forti migrazioni, di forti incontri, e lì in qualche modo viene datato il momento in cui è iniziata tutta la storia, ecco, diciamo così. No, mogoče tukaj še en podatek, ne, da Slovenci v Italiji smo pač postali manjšine, kot smo rekli prej, ker so v določenem trenutku postavili mejo. No, recimo prvi, ne, ki so bili priključeni Italiji, so bili naši, torej, pač imenujemo jih kolegi iz Videmske pokrajine, ne, torej leta 1866, takratni kraljevini Italiji si è pridružila Benecia in Resia. Ecco, poi se vogliamo invece andare a vedere diciamo, la comunità slovena come la conosciamo oggi anche dal punto di vista geografico, ecco, la prima, diciamo, parte della comunità a entrare all'epoca all'interno del Regno Italiano è stata la comunità slovena che vive oggi nella provincia di Udine, ovvero nel 1866 con la parte delle valli del Natisone e del Tore e di Resia. No, Trst in Gorica pa smo nekje prišli pod Italijo kasneje, in sicer po prvi svetovni vojni, torej po razsulu tega Avstro-Ogrskega cesarstva. Mentre appunto Trieste e Gorizia invece noi in qualche modo siamo entrati appunto a far parte dell'Italia come vedete alcuni decenni dopo, ovvero a seguito diciamo, dell'esito della Prima Guerra Mondiale e della dissoluzione dell'impero austro-ungarico. No, tukaj samo tako kot informacija, prej sem omenjala recimo Italijane, ki živijo v Sloveniji na Hrvaškem, ne, mogoče, ne vem, če se boste vprašali, zakaj ne imamo pravzaprav italijansko narodno skupnost v Sloveniji na Hrvaškem danes. No, to v glavnem izhaja iz obdobja recimo tam nekje od 13. stoletja naprej, ko je to območje zasedala in upravljala so upravljale Benetke, ne, torej Beneška republika, ki je tudi, mislim, je še danes opazno, ne, če gremo v Koper, Piran ali kakorkoli, pač vidimo tudi arhitettonsko, ne, še ta beneški stil, evo. Ecco qui solo a titolo informativo perché ancora oggi abbiamo una comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia,
Questo risale appunto al periodo della Repubblica di Venezia, dunque dal XIII secolo in poi, quando quest'area è stata appunto gestita appunto, da questa entità politica. Infatti anche se andiamo oggi a Capodistria o Pirano, vediamo anche a livello architettonico appunto ancora visibile questo stampo che ha lasciato proprio la Repubblica di Venezia. Evo, torej, zdaj tle en koncept, ki je zelo pomemben za to, da razumemo, zakaj imamo manjšine danes na tem območju, je koncept meje. Torej, kot smo rekli prej, v določenem zgodovinskem trenutku so na tem območju zaradi tudi izidov nekih konfliktov oziroma vojnega stanja postavili meje. In to je seveda pač neko prebivalstvo, ki je odvedno živelo tu, ki je živelo skupaj, takrat recimo pod skupno streho Avstro-Ogrskega cesarstva, je bilo pač potem recimo ločeno v različne politične enote. Ecco, qui appunto ancora una volta vorrei sottolineare l'importanza del confine proprio per capire perché oggi abbiamo delle comunità di questo tipo qui sul nostro territorio. Un confine che appunto a un certo punto della storia ha in qualche modo diviso una popolazione che fino a prima appunto viveva all'interno di entità politiche unitarie, come lo era per esempio l'impero austro-ungarico. No, zaradi tega govorimo tudi o premični meji, torej o meji, ki se je potem tudi premikala. Bomo zdaj pogledali tudi video posnetek, kako se je premikala. E per questo anche si parla di questo nostro confine, forse l'avete già sentito, che è un confine mobile, perché è un confine che ha avuto poi diciamo varie peripezie prima di essere definito appunto sulla linea dove lo conosciamo oggi. Torej, zdaj jaz bi vam pokazala videoposnetek, v katerem boste tudi videli, kako se je ta meja premikala in spreminjala, oziroma kdaj se je začela zgodba okrog meje na našem prostoru in kako se je zaključila. Dunque adesso andremo a vedere un breve video che vi farà vedere come questo confine, cioè quando è stato creato, poi come si è spostato e come siamo arrivati poi al confine come lo conosciamo oggi. Dala v italijanščini mogoče, tako da. Video tisti v italijanščini mogoče bi dali, ne? Kolegi iz slovenskega jezika, saj ne boste zamerili, če pokažemo video v italijanščini, ne, bo v redu. Faremo vedere il video in italiano, va bene, così lo usiamo come lingua franca.
Torej ste videli ne na kratko, kako v bistvu se je razvijala meja. Zdaj, kar je dobro, da nekje ozavestimo, je, da recimo v zadnjih 100 letih smo nekje postali od tega, da smo bili neko območje, ki je bilo zelo visoko konfliktno, ne, kot ste videli, neko območje, ki nekje se upošteva kot območje sožitja, integracije, recimo sodelovanja in tako naprej, tako da tudi željo, da se bo pač to nadaljevalo. Dunque, come avete visto, no? Dunque, la storia del nostro confine è stata molto martoriata, però ecco, quello che vorrei che ognuno di noi consapevolizzi è che comunque negli ultimi 100 anni siamo passati da un territorio ad alta conflittualità, come avete visto, a un territorio che invece è un esempio di integrazione anche europea, di collaborazione e di solidarietà e di pace. E speriamo che lo sia anche in futuro. Torej, zdaj bomo na kratko še povedali en par stvari, mogoče to, kar je bolj zanimivo tudi za naše italijanske kolege, oziroma kaj je slovenski jezik, kje ga govorimo, ne, torej seveda je uradni jezik v Republiki Sloveniji in ga govorimo tudi pripadniki manjšinskih skupnosti v vseh državah, s katerimi Slovenija meji, torej Italija, Avstrija, Mađarska in Hrvaška. Dunque, giusto un'informazione sulla lingua slovena, no? Come sapete la lingua slovena è la lingua ufficiale nella vicina Repubblica di Slovenia, però viene parlata anche all'interno, diciamo, di tutte le comunità di minoranza che alla fin fine vivono in tutti i paesi con i quali la Slovenia confina, dunque Italia, Austria, Ungheria e Croazia. No, in prav zaradi tega tudi recimo Republika Slovenija ima nek namenski zakon, ki nekje podpira in ščiti tudi te skupnosti oziroma tudi ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu. E appunto per questo motivo anche che la Repubblica di Slovenia ha istituito anche una legge, no, dedicata proprio alle comunità slovene fuori dai propri confini, anche con un, diciamo, ministero dedicato a questi temi appunto per gli Sloveni nel mondo. Ja, naj povem, da seveda Slovenci živijo potem tudi v drugih državah po svetu. To so predvsem emigranti iz zadnjih recimo 100 let, tako da najdemo recimo slovenske skupnosti v Avstraliji, v Združenih državah Amerike, Argentini in tako naprej. E appunto, ovviamente gli sloveni poi sono sparsi anche nei vari paesi del mondo come conseguenza di migrazioni appunto diciamo, negli ultimi 100 anni, per cui ritroviamo poi comunità slovene anche per esempio in Australia, piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che appunto in Argentina. Evo, torej, kot ste videli tudi prej v videoposnetku, seveda Slovenci v Italiji živimo na občinskem območju, seveda, ki meji z Republiko Slovenijo. No, zdaj na podlagi zaščitnega zakona, ki to tudi recimo pravno določa, šteje to območje 32 občin. Se pa upošteva nekoliko širše območje, 36 občin, ki je tisto območje, ki je nekje, kjer je recimo slovenska prisotnost tako že stoletja zaznana. Se pa recimo nekatere občine seveda potem niso odzvali na vabilo, da se vključijo recimo v zaščitni zakon. Allora, come avete visto anche nel video, gli sloveni nella regione Friuli Venezia Giulia appunto vivono diciamo, negli enti municipali che confinano appunto con la Repubblica di Slovenia. E da un punto di vista diciamo formale questi comuni sono 32, sono inseriti all'interno di una legge di tutela del 2001 che appunto definisce l'ambito territoriale della presenza slovena. Da un punto di vista storico questi 32 comuni diventano 36, c'è un po' di più, nel senso che storicamente appunto c'era una presenza slovena anche in ulteriori 4 comuni che però poi diciamo in qualche modo è andata sfumando. Evo, torej, če pogledamo malček bolj podrobneje, seveda smo Slovenci prisotni na Tržaškem, na Goriškem in v Videmski pokrajini, v tako zvani Benečiji, ki združuje
Terske doline in Nediške doline, Kanalsko dolino in Paresio. E dunque se andiamo a vedere in maniera un po' più dettagliata, appunto questa presenza slovena comprende appunto i comuni dell'area, diciamo dell'ex provincia di Trieste, una parte dei comuni situata invece nell'ex provincia di Gorizia e poi una parte nelle valli nella provincia di Udine, in particolare nella cosiddetta Benecia che comprende valli del Natisone e valli del Torre, in Resia e Val Canale. Allora, oziroma torej, zdaj bomo pogledali še en videoposnetek, prav tako zelo kratek, ki pa vam bo pokazal nekje splošno sliko, kaj sploh so narodne skupnosti v naši deželi. Torej boste videli oziroma boste pridobili informacije bodisi o Slovencih, kot tudi o Furlanih, kot smo rekli, in nemško govorečih skupnostih. Dunque adesso andremo a vedere un video che invece ci fa vedere, ovvero ci dà una panoramica un po' più generica su cosa sono le comunità di minoranza nella nostra regione. Dunque come abbiamo detto gli sloveni, i friulani e le comunità di lingua tedesca.
Evo, torej, no, tako imate tudi neko bolj splošno sliko, ne, tudi mogoče primerjalno, ne, recimo kako nekje smo organizzati Slovenci, kako Furlani, kako recimo Nemci in tako naprej. Dunque appunto un video che poi forse anche a livello un po' comparativo, no, fa vedere un po' come siamo organizzati gli sloveni, come i friulani e come anche appunto la comunità di lingua tedesca. Torej, no, to pač o šolah mislim mogoče bolj zanimivo torej za naše kolege italijanskega jezika, ne, torej vsekakor recimo naša skupnost, ne, če pogledamo nekje na evropski ravni, ima nek izobraževalni model, izobraževalni sistem, ki se nekje pošteva kot med najboljšimi, ne, ker imamo pač manjšinski jezik, torej slovenščino kot učni jezik v šolah in sicer že od vrtcev oziroma jasli, vse do vključno torej srednje šole, druge stopnje. Dunque, per quanto riguarda l'istruzione in lingua slovena, diciamo che la comunità slovena, se andiamo anche a vedere a livello europeo, è una di quelle comunità di minoranza che ha, diciamo, un sistema di istruzione tra i più, come dire, importanti, anche perché la lingua slovena come lingua minoritaria viene poi utilizzata come lingua di istruzione nelle scuole. Dunque, scuole slovene a partire dalle scuole d'infanzia, ovvero già prima dai nidi, fino poi a includere le scuole secondarie di secondo grado. In poleg tega ne imamo potem tudi še dijaške domove v slovenščini, imamo recimo Slovik, ne, ki se ukvarja z s poklicnim izobraževanjem in tako naprej. E poi appunto oltre a questo ci sono poi anche case dello studente che appunto operano in lingua slovena, c'è anche un consorzio appunto per l'istruzione professionale e così via. No, mogoče tukaj razlika, ne, med Trstem, Gorico in Videmsko oziroma Špetrom, kjer imamo slovensko šolo, da v Trstu in Gorici imamo slovenske šole, kjer v celoti ne uporabljamo slovenščino pri vseh predmetih, razen seveda italijanščine in tujih jezikov. Medtem ko recimo v Špetru imamo tako zvani dvojezični model, kar pomeni, da se predmeti poučujejo v obeh jezikih, italijanščini in slovenščini. Ecco, qui solo una differenza tra Trieste e Gorizia e San Pietro Natisone, che si trova vicino a Cividale, mentre a Trieste e Gorizia appunto le scuole slovene hanno un insegnamento in sloveno, diciamo, onnicomprensivo, tranne appunto per l'italiano e per le lingue straniere, invece a San Pietro Natisone c'è il cosiddetto modello bilingue, cioè l'italiano e lo sloveno viene usato in maniera appunto parallela per l'insegnamento delle varie materie. No, potem slovenščino poučujejo tudi na nekaterih italijanskih univerzah, no, seveda začenši s Trstom, ne, potem tudi v bližnjem Vidmu, v Padovi, Rimu in Neaplju in še na nekaterih drugih recimo univerzah po svetu. Dunque la lingua slovena poi si può anche imparare a livello universitario, ovvero sia appunto presso l'Università di Trieste come anche nella vicina Udine e poi in Italia ancora a Padova, è presente a Roma e a Napoli e poi anche in alcune altre università, diciamo, nel mondo. No, potem recimo značilnost nekje tudi naše skupnosti je, da ima veliko slovenskih organizacij na različnih področjih, od kulture, športa, medijev, založništva in tako naprej. No, una caratteristica anche della comunità slovena qui in Friuli Venezia Giulia è anche quella di avere tante organizzazioni e associazioni sul territorio, associazioni di tipo culturale, sportivo, i media, case editoriali e così via. Tako da zdaj bi spet pogledali krajši videoposnetek, kjer pa bomo videli kako smo organizzirani. Dunque adesso invece andremo a vedere un video che invece ci fa vedere appunto come la comunità slovena è strutturata a livello di organizzazioni e associazioni.
Evo, torej zdaj imamo še zadnji sklop informacij, recimo še enih 10 minut, potem smo zaključili. Tako še par besed mogoče o javni upravi, ne. Torej prej smo rekli, da z pravnega vidika smo pač nekje prisotni na tem območju 32 občin in kot veste, recimo v teh 32 občinah naj bi načeloma bila mogoča seveda javna raba slovenskega jezika, torej bodisi pri osebnih izkaznicah, kot tudi recimo v komunikaciji s temi javnimi ustanovami, na recimo javnih oznakah, cestnih oznakah in tudi recimo za nekatere obrazce ali pa za recimo drugo dokumentacijo. No, recimo tukaj seveda razlikujemo med občinami, ki so že tradicionalno dvojezične, teh je v glavnem 7, Dolina, Repentabor, Zvonik, Devina Brežina, Števerjan, Sovodnje in Doberdob, ki torej že seveda poslujejo dvojezično že v celotnem povojnem obdobju, bi lahko rekli. Od ostalih občin, ki pa so se priključile recimo tej ravni rabi slovenščine, seveda z zaščitnim zakonom leta 2001. Allora, qui giusto ancora appunto questa ultima parte di informazioni, poi ancora 10 minuti poi abbiamo concluso, sui comuni, no? I comuni hanno una parte importante perché, come abbiamo visto prima, definiscono proprio il territorio dove appunto vengono applicate, dove viene applicata la cosiddetta legge di tutela, no? E in questi 32 comuni, diciamo, potenzialmente viene utilizzata la lingua slovena accanto alla lingua italiana, diciamo, nelle varie operazioni. Prima di tutto si può richiedere la carta d'identità bilingue, poi possiamo richiedere alcuni documenti, ad esempio anche anagrafici in lingua slovena, abbiamo diritto diciamo, a utilizzare lo sloveno anche nella comunicazione diciamo, con questi enti e poi anche nella cartellonistica appunto stradale. Appunto all'interno di questi 32 comuni comunque diciamo in qualche modo li dividiamo diciamo in due gruppi, un gruppo che già tradizionalmente appunto opera utilizzando sia sloveno che italiano già diciamo in tutto il dopoguerra, che sono i comuni cosiddetti bilingui, dunque San Dorligo della Valle Dolina, Moropino, Repentabor, Zgonico, Zgonik, Duino, Aurisina, Devina, Brežina, San Floriano, Števerian, Savonia di Sonzo, Sovodnje e Doberdo del Lago, Doberdob. Invece in tutti gli altri comuni invece diciamo, hanno aderito a questo uso pubblico della lingua slovena proprio diciamo, all'interno della legge di tutela che è stata invece emanata nel 2001, che è una legge invece specifica che prevede una serie di diritti appunto all'utilizzo allo sloveno, non solo diciamo, nella vita privata ma proprio anche nella vita pubblica. Evo, tukaj imate primer torej, te recimo dvojezičnosti, verjetno kot ste sami tudi opazili nekje, vsaj kar zadeva center Trsta, recimo slovenščine vidne v glavnem ni, je seveda bolj, jo pač najdemo, ko nekje gremo ven z mesta. To pa zaradi tega, ker tudi to je nekje zakonsko urejeno in je bilo pač tako dogovorjeno. No, kar pa bi vam rada pokazala, recimo tle v centru mesta, je ta plošča, ki je postavljena na deželni parlament, torej na trgu Oberdan, če pa ste šli kdaj mimo, ki je v 4 jezikih, torej ime dežele Fronije Julijske krajine v 4 jezikih. In potem, ko smo tudi še imeli recimo pokrajino Trst, tudi oni so imeli pač nekje mislim tablo na pročelju dvojezično. Ecco, qui abbiamo diciamo, un esempio proprio del cosiddetto bilinguismo visivo. In realtà diciamo, se andiamo in giro per il centro di Trieste non troveremo lo sloveno praticamente, ma lo troviamo appena usciamo dalla città, non so per esempio se ci rechiamo a Pecina piuttosto che Zgonico e così via, lì vedrete la cartellonistica insomma è anche bilingue, però ecco l'unica cosa che volevo farvi notare, se passate in piazza Oberdan dove c'è appunto il Parlamento regionale, c'è questa appunto denominazione della regione nelle 4 lingue.
che secondo me è appunto simbolicamente molto importante, ovvero quando avevamo ancora anche la provincia di Trieste, anche la stessa provincia all'epoca aveva messo un'insegna appunto in entrambe le lingue. Evo, tukaj pa imamo seveda te vandalske akcije, ne, sicer zdaj v zadnjem času se je ta zadeva malček umirila, je pa bilo recimo do par let nazaj še zelo aktualno, recimo je bilo zelo aktualno tudi, ko so začeli prav z zaščitnim zakonom začeli postavljati več dvojezičnih tabel, ne, si je potem nekje reakcija bila ta. In seveda smo nekje tudi danes zaščiteni pred diskriminacijo, v smislu, če se nam pač zgodi nek dogodek, da smo bili nekje ali užaljeni ali pa diskriminirani zaradi pač narodne pripadnosti ali jezika, lahko tudi po sodnih poteh potem uveljavljamo neke svoje pravice. Tudi recimo glede teh vandalskih akcij so pred leti tudi ujeli nekoga, ki je pač popacal table in na sodnem postopku so ga seveda obtožili ne samo tega, da je pač recimo pač pacal neko javno dobrino, ne tablo, ampak tudi prav zaradi discriminacije. Ecco, qui abbiamo appunto un esempio di quello che è come dire, un bilinguismo visivo appunto della vicina, per esempio mi pare questo che non mi ricordo di dov'è, comunque insomma un esempio di bilinguismo visivo è un esempio invece di quello che non si dovrebbe fare, no? Nel senso che magari adesso non è molto attuale, però fino a pochi anni fa diciamo queste insegne bilingui venivano anche appunto veniva cancellato diciamo la parte in sloveno, ecco. Quello che volevo dire è che comunque proprio con questa legge di tutela si ha anche diritto a non essere discriminati, cioè se succede una cosa del genere o anche se noi come appunto cittadini siamo soggetti a una qualche situazione in cui siamo stati discriminati per appunto la nostra appartenenza linguistica, nazionale e così via, appunto possiamo poi anche, insomma abbiamo il diritto insomma di essere tutelati. E anche appunto proprio al riguardo di questi atti vandalici, alcuni anni fa una persona che ha fatto un atto del genere è stata poi in qualche modo insomma trovata, è stata processata non solo per atti vandalici ma anche per discriminazione, insomma è stato un atto importante, infatti così forse da quel momento in avanti insomma anche questo tipo di azioni si sono un po' sfumate, ecco. No, potem tudi Slovenci v Italiji imamo svoje politične predstavnike, tudi to recimo ni tako samoumevno, ne, to je, tudi to nekje dokazuje, da smo na evropski ravni ena izmed tistih manjšin recimo najbolj integriranih in tudi naprednih. Trenutno imamo recimo eno predstavnico v Rimu, ne, senatorko Tatjano Rojc, imamo dva predstavnika v deželnem svetu, imamo različne župane slovenskega jezika in tako naprej. Dunque, ecco, una caratteristica anche della comunità slovena nella nostra regione che ha anche dei rappresentanti politici eletti che appunto poi operano, diciamo, anche a favore degli interessi della stessa comunità. E al momento abbiamo una senatrice, la Tatjana Rojc, che opera appunto a Roma, due rappresentanti all'interno del appunto Parlamento regionale, alcuni sindaci che sono di lingua slovena e così via. Ecco, anche questa diciamo, è come dire, una caratteristica che ha la nostra comunità, ma che non è detto che tutte le comunità di minoranza poi abbiano anche una rappresentanza politica. No, in potem pa na ravni tako zvane civilne družbe, ne, pa imamo še dve organizaciji, to je SKGZ, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in SSO, Svet slovenskih organizacij, ki pa nekje združujeta vse organizacije in vsa društva, ki delujejo v slovenskem jeziku in sta nekje dve organizaciji, ki potem se soočata oziroma predstavljata recimo tudi manjšino v pogajanjih recimo ne, z italijanskimi oblastmi, z deželnimi oblasti in tudi recimo z Ljubljano. Ecco, e poi abbiamo ancora due organizzazioni che sono
diciamo, le cosiddette di rappresentanza civile, che sono le SKGZ, l'Unione Economica Slovena e l'SSO, la Confederazione delle Organizzazioni Slovene, che poi al proprio interno raggruppano, diciamo, questa variegata famiglia di organizzazioni e associazioni slovene, e operano poi anche in rappresentanza proprio della comunità slovena poi nel dialogo con le autorità in Italia, dunque con Roma piuttosto che con la regione e anche con Ljubljana. Evo, in še zadnja informacija, torej če pogledamo malček še te pravne vidike, torej sem omenjala zaščitni zakon, to je recimo trenutno tisti zakon, ki konec koncev v dobrem in slabem najbolj vpliva nekje na naš status manjšincev oziroma pripadnikov slovenske skupnosti. To je zakon 38 iz leta 2001, ki nekje ureja manjšinske pravice tako na vseh področjih, od izobraževanja do recimo javne rabe slovenščine, kot smo videli, vidne dvojezičnosti in tako naprej. No, pomemben je še zakon 482 z leta 1999, ki pa je bil predhodnik tega zakona in nekje ureja recimo podobne zadeve za vse manjšine, ki jih imamo recimo v Italiji. Zdaj ob koncu bomo še tudi si pogledali en video, boste videli še, katere so druge narodne skupnosti, ki jih imamo v Italiji. Imamo pa še en deželni zakon z leta 2007, ki prav tako na deželni ravni tudi ureja nekatere manjšinske pravice za Slovence v Italiji in se sklicuje potem na državno zakonodajo. No, in predtem pa bi samo spomnili, da recimo pravice, ki jih pač imamo zdaj zapisane v tem zaščitnem zakonu, so bile že recimo prej zapisane v mednarodnem sporazumu iz povojnega obdobja z leta 1954, to je tako zvani Londonski memorandum, ki je potem dokončno uredil vprašanje meje pri nas, in znotraj tega so tudi vključili sklop recimo manjšinskih pravic do torej javne rabe slovenščine tudi recimo v izobraževanju. Ecco, qui giusto per concludere alcune informazioni da un punto di vista diciamo di tutele anche legali che la comunità slovena ha. Allora, adesso quella che è più importante è la legge di tutela, la cosiddetta legge 38 del 2001, che comprende un po' diciamo tutti gli ambiti dell'uso pubblico dello sloveno, dell'istruzione in lingua slovena e così via. Prima di questa diciamo è stata approvata una legge che tutela invece tutte le comunità di minoranza in Italia, che è la legge 482 del 1999, e poi vorrei citare ancora la legge regionale per gli sloveni d'Italia, che invece è del 2007. Ecco, prima di questo comunque alcuni diritti erano stati già inseriti all'interno di un accordo internazionale dal nome appunto Memorandum di Londra del 1954, che ha in qualche modo definito il confine come lo conosciamo oggi, e all'interno di questo documento appunto c'era anche una parte dedicata proprio ai diritti sia degli sloveni in Italia che degli italiani nell'allora Jugoslavia. Dobro, jaz bi zdaj za konec bi vam pokazala še zadnjo video animacijo, v kateri pa boste videli, kaj sploh pomeni narodna manjšina na evropski ravni, nekatere primere drugih manjšin v Evropi in potem še malček bomo pogledali, katere so druge narodne skupnosti v Italiji. No, in na koncu se še pozdravimo in za danes smo zaključili. Ecco, per concludere appunto c'è questo ultimo video in cui invece andremo a vedere che cosa vuol dire diciamo comunità nazionale, minoranza nazionale a livello europeo, alcuni esempi di comunità di questo tipo a livello europeo e poi anche a livello italiano. E poi ci salutiamo alla fine e con questo abbiamo concluso.
Evo, torej, s tem smo zaključili. Jaz vas samo spomnim, da če bi si radi ponovno gledali te videoposnetke, so dosegljivi na spletni strani Slorija, Slovenskega raziskovalnega inštituta. Jaz sem Zaira Vidav, sem tam zaposlena. Če boste kdaj potrebovali tudi informacije, gradivo ali svetovanje, ker boste pisali, ne vem, seminarske ali pa diplomske naloge o teh temah, seveda lahko pridete do nas. Novembra pa bomo tudi objavili ta letni nagradni natečaj za nagrade za najboljša magisterska in doktorska dela o temah, o katerih smo pravkar slišali. Ecco, allora se qualcuno volesse, diciamo, vedere nuovamente questi video, sono disponibili sulla pagina web del nostro istituto, lo SLORI, Istituto Sloveno di Ricerche. Io sono Zaira Vidau, appunto, lavoro lì. E anche se eventualmente poi per qualche tesina o tesi di laurea avreste bisogno di materiale piuttosto che di consulenza appunto su questi temi, potete appunto rivolgervi a noi. Anche in autunno pubblichiamo poi un bando per premi per le migliori lauree magistrali e dottorati appunto sui temi che avete sentito. Dobro, torej hvala lepa za vašo pozornost, želim vam še naprej lep dan in lep Slofest. Grazie a tutti per l'attenzione, vi auguro una buona continuazione allo Slofest. Hvala, nasvidenje.